Oltre 40 i decessi di anziani nelle case di riposo del Veneziano, della ULSS 3 Serenissima e ULSS 4 del Veneto Orientale, sugli oltre 4.500 ospiti, con i positivi che sono più di 400. In percentuale il tasso più elevato in Veneto. La Procura di Venezia sta indagando. Ha aperto infatti un fascicolo di tipo conoscitivo. Significa si sta verificando sulla gestione delle residenze per anziani pubbliche e private della provincia di Venezia. Braccio operativo della Procura, il comando dei NAS dei Carabinieri di Treviso. Sono gli uomini dell'Arma ad acquisire i dati relativi alle linee guida seguite e ai decessi avvenuti nelle citate strutture. All'esito dell'attività richiesta, attesa l'eccezionalità e la drammaticità della situazione, saranno svolti eventuali ulteriori accertamenti che saranno ritenuti necessari e di competenza, così il procuratore capo Bruno Cherchi. Vicenda per la quale il Codacons, associazione a tutela della gente, ha chiesto agli inquirenti di sequestrare le salme dei pazienti deceduti presso l'RSA al fine di disporne le relative autopsie per accertare le cause dei decessi, richiesta inoltrata a tutte le procure della regione. Oltre un terzo dei decessi per Covid-19 sono riconducibili a degenze nelle RSA. È un dato impressionante che porta in evidenza come questa zona grigia tra attività sociale e attività sanitaria sia stata trascurata in questi anni. Purtroppo il fenomeno acquista anche caratteristiche di rilievo a nostro avviso penale, perché non abbiamo riscontrato a seguito delle segnalazioni pervenute, e anzi invitiamo con l'occasione a farcele pervenire altre, perché il fenomeno si configuri sempre più su fatti concreti e non su sensazioni, che ci sono stati ritardi nella fornitura di presidi sanitari, ci sono stati ritardi nell'allerta per reagire a questa pandemia. Il nostro sito è a disposizione, come anche il nostro numero telefonico per il supporto psicologico e legale per chi ne ha bisogno. Lo trovate sul sito www.codacons.it.